sul Sile ieri sera si sono dati appuntamento alla sagra per sfidarsi un centinaio di ragazzi. Le forze dell'ordine sono riuscite a tenerli a bada, fatto salvo un atto di vandalismo sotto il municipio. Meglio se vi fate avanti, l'avviso del sindaco di Spresiano della Pietra ai baby piromani che hanno incendiato un furgone all'ex filatura San Lorenzo rischiando di innescare un max incendio. È stato denunciato dai carabinieri il presunto responsabile della tentata rapina in una yogurteria di Montebelluna. Si tratta di un minorenne. A Tiene nel Vicentino un 22enne trevigiano perde il controllo della sua KTM e cade violentemente a terra in gravissime condizioni. In ospedale anche un 72enne è rimasto coinvolto nello scontro tra la moto e un'auto a Volpago. Un 47enne fermato dai carabinieri con il taser era andato in escandescenza all'Ipertosano di Colle Umberto a chiamare il 112 gli addetti del supermercato. I missili lanciati dall'Iran verso Israele preoccupano la politica mondiale. Al Vinitaly di Verona i 4 ministri presenti auspicano una de-escalation in Medio Oriente. 10° raduno del battaglione Gemona raccontato in diretta su Antenna 3, grande partecipazione da parte di tante penne nere trevigiane in preparazione della Dunata Nazionale di Vicenza. Rugby, prova di spessore internazionale del Benetton che a Monigo batte gli irlandesi del Connacht e conquista la semifinale della Coppa Europea. Buonasera, eccoci in diretta, ben trovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica. Parliamo adesso di minorenni protagonisti della cronaca delle ultime ore. In apertura andiamo a Casale sul Sile, dove ieri sera si sono date appuntamento alla sagra per sfidarsi un centinaio di ragazzini. Le forze dell'ordine sono riuscite a tenerli a bada, ma c'è stato comunque un episodio di vandalismo proprio sotto il porticato del municipio. Dopo l'aggressione di un mese fa, un 15enne appena sceso dall'autobus, i controlli in vista della tradizionale festa dell'8ª di Pasqua a Casale sul Sile erano stati incrementati e il dispositivo che ha messo insieme polizia locale, arma dei carabinieri e associazione dei carabinieri in congedo alla fine è stato fondamentale, perché quello che si temeva si è avverato e nel sabato sera di sagra un centinaio di ragazzini provenienti dal capoluogo Treviso e dall'Interland si sono dati appuntamento via social proprio a Casale col preciso intento di provocarsi, sfidarsi gruppo contro gruppo. Forze dell'ordine e volontari sono riusciti a tenerli a bada, salvo un soggetto, un minorenne non del posto, che ha vandalizzato le fioriere sotto il portico del palazzo municipale e che sarà per questo denunciato. Di per sé ovviamente non è un episodio nel senso di gravità del danneggiamento, però mi sembra grave proprio l'atteggiamento, perché in un contesto di festa dove si hanno a disposizione le giostre, dove si ha a disposizione tanta gente, tante cose da poter fare per potersi divertire insieme agli altri, non capisco la necessità di andare a danneggiare un bene pubblico. Il ragazzo è già stato convocato in caserma e i genitori si sono detti pronti a ripagare il danno. Per il resto l'essere riusciti a evitare che i gruppetti rivali entrassero in contatto uno con l'altro ha consentito di far filare liscia la serata, ma il problema rimane e lo confermano per primi proprio i gestori di giostre e bancarelle. Baby gang che creano molta confusione, dopo alla fine non succede niente di per sé, però le famiglie fanno fatica a venire alle giostre magari per qualche balordo che vuol fare un po', non so, il superiore. Alla fine forse dovrebbe esserci a monte un po' più di controllo di sti ragazzi. Poco più in là associazioni sportive e ricreative e una gazzella dei carabinieri che monitora la situazione. L'educazione i genitori non la danno. Quando noi eravamo piccolini che andavamo a scuola, la maestra cosa ha fatto? Bravo. Adesso replica ancora, vuol dire che non ti sei comportato bene. C'era una disciplina, non potevi dire niente perché ho fatto questo, ho fatto quello. E purtroppo adesso non c'è più, i genitori se ne fregano, tanto ti do 5 euro, 10 euro, devo fare adescato e basta. E dopo Eurico qui fa quello che vuole. Da Casale a Spresiano, meglio se vi fate avanti, dice il sindaco della Pietra, ai baby piromani che ieri pomeriggio avrebbero incendiato un furgone all'ex filatura San Lorenzo tra Venturali e Visnadello, rischiando in quel caso di innescare un max incendio. Sarebbe bene magari che vi faceste avanti voi, perché prima o poi insomma, vi becchiamo. Venite a trovarmi in comune. Ci sono state già diverse occasioni nelle quali
i colpevoli si sono fatti avanti, ecco, magari sarebbe il caso che lo faceste anche questa volta. Il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra lancia un avvertimento ai ragazzini visti allontanarsi dall'ex filatura San Lorenzo negli istanti in cui dallo stabile in disuso si levava alto il fumo di un incendio. Nube nera vista a distanza di chilometri, ancor più inquietanti dalle immagini aeree, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme che hanno avvolto prima un vecchio furgone per poi attecchire al materiale circostante. Le conseguenze sono state limitate, ma il rischio corso ben maggiore, visto che il fabbricato, pur se in comune di Villorba, si trova a ridosso del centro abitato di Visnadello. Anche quando ero piccolo io c'erano delle aree dismesse che spesso così andavamo a visitare, però ecco, di appiccare un incendio non c'è neanche mai passato per l'anticamera del cervello, quindi al di là della sicurezza, no, per loro stessi, ecco, forse non si rendono conto di cosa avrebbero potuto procurare, per cui insomma, è andata bene, ecco, questo giro. Io credo che la cosa che più colpisce questi ragazzi sia la noia, e quindi noi come istituzione dobbiamo fare il nostro. Poi è chiaro che tutti debbono collaborare per cercare, insomma, di dare altro sfogo, ecco, a questi ragazzi, però ricordiamoci sempre che sono una minima parte, perché sono tanti di più quelli bravi, quelli educati, poi c'è una minima parte che, ahimè, si fa sentire molto di più. Ed è stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto responsabile della tentata rapina in una yogurteria creperia di Montebelluna. Si tratta di un ragazzo minorenne, giovedì sera si è presentato in negozio armato di coltello. Nel momento in cui si batte lo scontrino, la cassa si apre automaticamente. In quel momento lui ha tirato fuori un coltellino, avrà avuto la lama tra gli 8 e i 10 centimetri, e mi ha detto, dopo avermi un po' insultato, mi ha detto: dammi i soldi. Racconta così Annalisa Sartor, titolare insieme alla sorella della yogurteria Narciso di Corso Mazzini a Montebelluna, il tentativo di rapina subito da parte di un giovanissimo che, berretto e cappuccio in testa e coltello alla mano, voleva l'incasso della giornata. Noi istintivamente abbiamo urlato, abbiamo chiesto aiuto e lui è scappato fuori dalla porta. Nel momento in cui se n'è andato via ci siamo resi conto che è stato pericoloso, che abbiamo fatto forse una cosa che non andava fatta, però istintivamente è quello che ci è venuto da fare in quel momento là. Poi è arrivata la paura, in quel momento là è arrivata la paura. Il sindaco Adalberto Bordin ha manifestato la sua solidarietà alle due commercianti. Voglio anche fare un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che attraverso le indagini è riuscita poi a risalire all'autore del fatto. Il soggetto che è stato denunciato proprio per tentata rapina qui in questo esercizio commerciale peraltro non è di Montebelluna. Sì, io credo che la pena, chiamiamola così, debba essere duplice. Da una parte deve essere una pena comunque punitiva, perché chi sbaglia deve pagare, da un'altra parte deve essere anche una pena, potremmo dire, educativa. Da una parte le istituzioni alle prese con un fenomeno, quello del dilagare della delinquenza giovanile relativamente recente, dall'altro commercianti ed esercenti che chiedono più vigilanza. Qualche controllo, magari qualche volante che gira, magari di sera, forse sarebbe necessaria, perché noi siamo in centro ma non siamo proprio, siamo un po' dislocati dal centro e quindi quella zona là sarebbe un po' da controllare un po' di più. E a proposito di baby gang, i pensionati di Confartigianato si dicono pronti ad aiutare famiglie e scuole nella prevenzione di fenomeni come questi. L'idea è partita perché appunto ogni giorno si sentono di questi fatti. Io prima di tutto sono una nonna di 2 adolescenti e quindi che sono la mia vita e perciò so sulla mia pelle cosa provo ogni volta quando si sentono questi fatti. Di fronte ai continui episodi di violenza, maleducazione, vandalismi che vedono protagonisti i giovanissimi, i pensionati di ANAP di Confartigianato si sono interrogati su quello che possono fare in prima persona per aiutare i ragazzi e nasce così il convegno in programma martedì all'Hotel Fior di Castelfranco con lo psicologo Mirko Casteller. Se
ci accompagna nel cercare di capire, di cogliere questi segnali. Noi come nonni adesso abbiamo il tempo materiale che possiamo provare a fare qualcosa. Noi ci siamo, però abbiamo anche noi bisogno di capire un attimino e di avvicinarci a questi ragazzi, perché magari siamo un po' di generazioni indietro rispetto a loro e quindi magari non abbiamo i termini, il modo, le parole giuste. Un percorso che i pensionati chiedono di fare fianco a fianco con famiglie e scuole. Invitando le famiglie, invitando i genitori e noi ci mettiamo a disposizione anche delle scuole se vogliono organizzare qualcosa con sti ragazzi, non so, per andarci a parlare, ma anche perché come ha detto lei noi siamo ex artigiani che ognuno ha avuto la sua esperienza e quindi parlare anche a sti ragazzi dei lavori artigianali, di vedere se c'è interesse. E sulla proposta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Treviso Mario Conte del servizio civile obbligatorio per i giovani violenti. Sono d'accordissimo, ma addirittura non solo per quei ragazzi che magari fanno queste cavolate ma veramente andrebbe di nuovo reinserito il servizio civile presso strutture, io lo vedo presso strutture di disabili, di anziani. Andiamo sulle strade adesso perché è stata una domenica impegnativa purtroppo, c'è stato intanto un grave incidente nel pomeriggio lungo la Valdastico a Tiene, siamo nel Vicentino, è rimasto coinvolto un 22enne trevigiano che ha perso il controllo della sua moto cadendo prima su una siepe e poi sul marciapiede, immediatamente soccorso dal SUEM, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ed è di 3 feriti il bilancio di una serie di incidenti avvenuti proprio sulle strade della Marca trevigiana in queste ore, il più grave a Volpago dove è rimasto ferito anche in questo caso un motociclista, si tratta di un 72enne. Si trova ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso il 72enne di Santa Lucia di Piave, rimasto coinvolto nello scontro tra la sua moto e un'auto. L'incidente è accaduto nella tarda mattinata sul Montello nel comune di Volpago. Il centauro è stato subito soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato con l'elicottero all'ospedale. Illese le 2 persone che si trovavano a bordo della vettura. Spetterà ora agli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ma questa domenica era iniziata con un altro incidente lungo la superstrada pedemontana veneta intorno alle 4:30 della scorsa notte, quando un'auto con a bordo 4 persone è uscita di strada finendo contro il muro di una galleria. Nell'impatto la vettura ha poi preso fuoco. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti prima che le fiamme avvolgessero l'auto. Sono tutti illesi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Carabinieri invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente successo verso le 8:10 lungo la provinciale 26 a Cavaso del Tomba, dove una appunto si è ribaltata sotto il piano stradale. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Jasolo che hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i 2 giovani poco più che ventenni a bordo sono usciti da soli dal mezzo prima di essere assistiti dai sanitari del SUEM che li hanno trasportati all'ospedale di Castelfranco con lievi ferite. E la scorsa notte invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadore a Cimavilla di Codognè per il crollo del tetto di una vecchia abitazione disabitata. I pompieri accorsi da Conegliano, Motta di Livenza e Treviso, anche con l'autoscala, hanno eseguito un sopralluogo per escludere il coinvolgimento di persone. Solo qualche ora prima, infatti, il proprietario dello stabile si trovava sul posto per alcuni lavori di pulizia e miracolosamente si è salvato. Sul luogo del crollo sono arrivati anche il sindaco Lisa Tomasella e i carabinieri per tutte le verifiche del caso. È stato necessario l'utilizzo del taser, la pistola a scariche elettriche, per bloccare un 47enne che nel tardo pomeriggio di ieri aveva dato in escandescenza all'Ipertosano di Colle Umberto tra i clienti spaventati. Sono stati gli addetti dell'ipermercato di Colle Umberto a chiamare il 112 segnalando la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. Una volta giunte sul posto, le pattuglie dei carabinieri di Vittorio Veneto hanno intercettato un 47enne di origini senegalesi, regolare in Italia. Alla vista degli uomini in divisa, il 47enne prima ha tentato di allontanarsi, poi ha opposto resistenza, rendendo necessario l'utilizzo del taser in dotazione ai militari dell'arma.
L'uomo è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari nonostante non avesse riportato lesioni. L'azione del senegalese sarà ora posta al vaglio dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. La politica adesso, partiamo da una notizia relativa alle elezioni comunali di giugno. A Ponzano Veneto si è presentato ieri il candidato sindaco della lista civica Rete Ponzano. Si tratta di Marco Durante, eccolo qua, sposato, padre di 3 figli, laureato in ingegneria, libero professionista. Durante è attualmente consigliere comunale con la lista Ponzano Civica, insieme a, li vedete al suo fianco, Ilenia Tasca e Mario Sanson, e proprio con loro si è presentato alla cittadinanza illustrando i principali punti del programma e rispondendo, lo vedete, alle domande del pubblico e dei cittadini. E poi l'autonomia, il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del PD, esprime le sue perplessità sulla possibilità che il testo venga votato prima delle elezioni europee. Vedremo se sarà così, e cioè se questa discussione si chiuderà prima delle elezioni europee. Io già in tempi non sospetti ho detto che non sono convinto che questo avvenga, non sono convinto perché non penso che Fratelli d'Italia concederà alla Lega questo vantaggio prima delle elezioni europee. Se sembra confermata la data del 29 aprile per l'arrivo del DDL Calderoli sull'autonomia differenziata alla Camera, non sono altrettanto certe le tempistiche per il voto finale del testo. Mi pare abbastanza grave che i tempi siano stati compressi a tal punto da impedire una discussione seria ed approfondita. È evidente che la Lega ha voglia di portare a casa questo risultato, ma è evidente che nella maggioranza ci sono almeno 2 problemi. Il primo, il sud, delle forze politiche che sono rappresentate al sud, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che capisce che per loro si possono determinare dei problemi, e poi il premierato, che è la riforma che va a braccetto con questa, che invece è al Senato, i cui tempi sono ancora tutti da verificare. I Dem hanno già annunciato che presenteranno emendamenti per spiegare perché questo disegno di legge, secondo loro, non va bene. Al Senato furono circa 800 gli atti presentati. Non aumenta l'efficienza dell'amministrazione, anzi produce norme confuse e contraddittorie, e i tempi che sono stati dati alla Camera sono stati veramente ristretti. Europei, che spiega il senatore Martella, potrebbero rappresentare uno spartiacque nel quadro politico italiano anche per quanto riguarda le riforme dell'autonomia e del premierato. Mi auguro che dopo le europee, anche rispetto ai risultati che ci saranno, si possa aprire una riflessione su tutto questo e possano cambiare molti dei fattori che attualmente sembrano immutabili. E a proposito di elezioni europee, si sta componendo la lista dei possibili candidati del PD. Agli uscenti Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini potrebbero aggiungersi Alessandro Zan, Annalisa Corrado e Ivan Pedretti. PD li presenteremo nei prossimi giorni, dopo che si terrà la direzione nazionale. Abbiamo fatto la direzione regionale nei giorni scorsi, abbiamo proposto una serie di nomi. Dovremmo innanzitutto capire se nella nostra circoscrizione ci sarà, come sembra, Stefano Bonaccini capolista. Andiamo al Vinitaly adesso, Vinitaly di Verona che si è aperto e su cui naturalmente ha avuto grande impatto anche l'attacco dell'Iran a Israele, che ha scosso la politica mondiale. Presenti 4 esponenti del governo che hanno commentato la crisi internazionale. È stata una notte dove ammetto che abbiamo dormito poco e mi sono sentito anche con il Presidente del Consiglio, con il Ministro della Difesa, perché sono molto preoccupato perché purtroppo la situazione peggiora di mese in mese, e quindi anche da qui il mio appello a tutti è senso di responsabilità, di prudenza e soprattutto a lavorare in maniera sempre più decisa per la pace, perché lo dobbiamo, penso, a tutte le persone,
ma anche per il futuro dei nostri figli. Le parole del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, esprimono la preoccupazione di tutta la politica per la situazione in Medio Oriente. L'incursione nella notte tra sabato e domenica dell'Iran con droni e missili lanciati verso Israele cambia il programma del Vinitaly, annullata la visita della premier Giorgia Meloni prevista per domani. Presente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sottolinea più volte che l'unica soluzione per la pace è una de-escalation. Continuiamo a lavorare per la pace, il nostro primo obiettivo è quello, e per raggiungere la pace bisogna avere una de-escalation. L'attacco iraniano da un punto di vista militare non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, sono stati abbattuti quasi tutti i droni e i missili, un paio di missili hanno raggiunto una base aerea israeliana in mezzo al deserto con danni molto relativi. Tutti gli italiani nell'area stanno bene, ha sottolineato il vice premier Tajani, anche i 1100 militari di stanza tra Israele e il Libano. Il commercio estero è fondamentale per l'economia italiana, rappresenta il 40% del PIL nazionale. I venti di guerra possono solo danneggiare il nostro export. Con il ministro Lollobrigida e d'intesa con il Ministero degli Esteri abbiamo attivato già qualche settimana fa una task force che sta monitorando quotidianamente le potenziali conseguenze sul nostro sistema produttivo dal blocco o comunque delle difficoltà delle navi a passare dal Golfo Persico e quindi dal Canale di Suez. Per il momento le conseguenze sono molto contenute. E ora il Vinitaly in quella che è la sua sostanza. Dal 67 è riferimento per il mondo del vino, è stata inaugurata la presenza, lo avete visto, di tante autorità e del presidente della Regione Veneto Zaia, la nuova edizione a Verona. Eccolo qua! Benvenuti al Vinitaly! Un evento eccezionale, lo vedete da voi, credo che sia da parte nostra un dovere che abbiamo insieme ai colleghi presenti in massa, dal collega San Giuliano, al collega Tajani, al collega Giorgetti ieri, al collega Valditara domani, il collega Urso, il presidente Fontana, tutti quelli che intorno al mondo del vino hanno voluto esplicitare il sostegno del nostro governo alle imprese, al mondo del lavoro e alla crescita di questa nostra Italia. Al via la 56esima edizione del Vinitaly a Verona, un'edizione che vuole accendere un ulteriore faro sul Made in Italy e che vede nel legame con la cultura un elemento inscindibile. Noi stiamo lavorando alla promozione di un nuovo immaginario italiano nel mondo e che in questo immaginario ci sono tanti elementi che vanno avanti insieme. Un'eccellenza come l'enogastronomia e il vino, che è una delle grandi eccellenze italiane, che si coordina e si sposa bene con la cultura, perché è parte, come dire, di un sistema unitario. C'è stato anche il tempo per un blitz di due attiviste antiproibizioniste che hanno esposto durante l'inaugurazione due cartelli che recitavano cannabis legale come il vino. 30.000 buyer, 90.000 visitatori, questi numeri che ci si aspetta dal Vinitaly 2024. Affollatissimi padiglioni della Fiera Scaligera che vedono circa 4.300 espositori provenienti da 65 nazioni. Vino che tra le eccellenze venete che attraggono sempre più turisti enogastronomici anche nella nostra regione. 72 milioni di presenze turistiche, 18 miliardi di fatturato nel turismo, siamo i primi in Italia con tutte le destinazioni turistiche che crescono ed è bene sottolinearlo che in Veneto abbiamo il 70% dei nostri turisti che sono stranieri. Morale cos'è? Che dove si mangia, si beve male non si fa turismo. Mettere agricoltori e produttori di vino nuovamente al centro della filiera per tornare a dare valore ai prodotti. Agricoltura come sicurezza alimentare, ma anche come garanzia di sostenibilità ambientale e su questo stiamo facendo perno per rendere di nuovo competitivo questo settore e tutto quello che significa anche come indicazioni geografiche e propensione a far conoscere il resto della nazione. Ora ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Eccoci in diretta. Allora, al via la 16ª edizione della mostra Scambio e Fiera Motori all'Ippodromo di Treviso. Si è
riaccendono i motori al taglio del nastro per la 16ª edizione della mostra scambio e fiera motori all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Nell'ippodromo abbiamo tutta la mostra scambio con oggetti e pezzi, moto, macchine, biciclette d'epoca, pezzi di ricambio originali e non, e potete vedere anche tanti pezzi vintage e la collezione. 2 aree distinte per l'esposizione e per i mercatini, una ricca asta di auto, moto d'epoca e oggettistica da collezione con ben 150 espositori arrivati da tutta Europa. Il Cimelio, novità del 2024, la bici storica con cui Bartali, campione di ciclismo tra gli anni 30 e 50, salvò gli ebrei in tour, ma soprattutto una serie di attività per le famiglie e iniziative dedicate all'inclusione delle persone diversamente abili. Possono salire in macchina e salire con un pilota professionale e vivere l'emozione della macchina da corsa. Invece per quanto riguarda i più piccini abbiamo delle pit bike, dei kart elettrici dove provvediamo alla vestizione dei bambini, gli mettiamo il caschetto, tutte le protezioni e gli insegniamo e gli diamo le prime, li svezziamo a quello che può essere la guida dentro un circuito. Un progetto con delle cycle kart che sono dei kart elettrici adibiti per i diversamente abili. In questa edizione avremo invece la possibilità di far provare l'elicottero, la mongolfiera, i kart, i drift, le macchine da rally. E veniamo adesso invece al 10° raduno del battaglione Gemona che abbiamo raccontato in diretta stamattina su Antenna 3. Grande partecipazione da parte di tante penne nere trevigiane per questo evento che è in preparazione alla Dunata Nazionale di Vicenza, guardando già al 2026 e ai 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli. E allora iniziamo proprio dal treno della memoria partito stamattina da Treviso. Buongiorno da Treviso, questo è il treno del ricordo, vedete il locomotore l'E636, un locomotore dagli anni 40 al 1962, un locomotore storico perché ha portato i militari in guerra al fronte ma ha portato anche tanti giovani di leva nelle caserme. È partito così questa mattina il treno del ricordo degli alpini del battaglione Gemona, un viaggio della memoria per il 10° raduno delle penne nere con la nappina bianca. Emozionati i tantissimi passeggeri saliti via via dalle fermate di Conegliano, Pordenone e Codroipo. Quando sono arrivato qua non c'era nessuno, sono stato uno dei primi a arrivare in caserma a piedi anche perché sono arrivato così presto, avevo paura di arrivare molto tardi. E quando sei presentato all'ufficiale di picchetto, che cosa hai detto? Sono stato il primo plotone, seconda compagnia perché ero uno dei primi 20 che sono arrivati in caserma. Battaglione Gemona? Battaglione Gemona, 8° 91, sì. Ecco. A Treviso. Perché è venuto qui? Per il ritrovo della festa, perché è una festa bellissima questa, per vedere i nostri vecchi commilitoni, compagni di caserma e tutto quanto. Con famiglia? Con famiglia, certo, moglie e figlia. Ma perché ha portato la famiglia? Per far vedere dove siamo stati noi nell'anno militare e che festa e che amicizia c'è. Un evento speciale, ci ricorda uno degli organizzatori, il treno del ricordo per il 10° raduno verso Gemona, che guarda già al 2026. 2026 ricordiamo che c'è il 50° del terremoto, quindi anche un eventi che si incatenano uno con l'altro, perché a Gemona questa l'abbiamo respirata anche ieri, questa vicinanza con il corpo degli alpini, perché abbiamo avuto, diceva il presidente Del Negro, hanno avuto un riscontro in quell'anno lì incredibile, sono pervenuti alpini da 14 regioni. Emozione vera il passaggio ad Udine alla locomotiva, classe 1921, che sbuffando ha portato il convoglio fino a Gemona, dove il primo momento è stato il ricordo del presidente degli alpini della ricostruzione, Franco Bertagnoli, e a seguire la consegna delle drappelle alle compagnie. Poi lo sfilamento fino alla caserma Goi Pantanali per ricordare tutti i caduti di guerra e del terremoto sulle note del Piave. Al termine gli interventi delle autorità, perché il ricordo del passato sia fondamento del futuro per le nostre comunità. Pensavo che significato può avere oggi il 8 maggio.
quello che ha avuto e quello che rappresenta per voi sicuramente lo sapete spiegare meglio di me. Ma oggi ai giovani che cosa possiamo trasmettere dietro a questo motto? Io credo che la cosa più naturale, più semplice, ma anche più sfidante, sia insegnare loro che mai da vuol dire che ognuno deve essere capace e pronto a fare la propria parte. Fin qui gli alpini, grazie alle immagini e alla voce di Lucio Zanato e Alberto Pivetta. Noi adesso andiamo a una delle tante iniziative che c'è stata oggi in provincia di Treviso. Lo spettacolo della natura e dei ciliegi in fiore ha fatto in particolare da scenario al picnic organizzato, lo vedete, dall'Unione Ricreativa Baruchella a Paderno di Ponzano. Un momento per ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi, ma anche per stare in compagnia. Un pranzo organizzato naturalmente sotto gli alberi in fiore, seguito poi da un pomeriggio di intrattenimento tra giochi, letture per bambini e mostre. Presente anche il sindaco Antonello Baseggio, che ha ringraziato gli organizzatori e le tante famiglie che hanno partecipato. Il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione Sogni Onlus, che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche. Vedete tanta gente che ha aderito a questa iniziativa. Andiamo allo sport adesso. C'è stata una prova davvero di spessore internazionale per il Benetton Rugby, che a Monigo ha battuto gli irlandesi del Connacht, conquistando la semifinale di Coppa. Prosegue la cavalcata del Benetton nelle coppe europee di rugby. I leoni battono in un Monigo ancora esaurito gli irlandesi del Connacht nel quarto di finale eliminazione diretta e volano in semifinale di Challenge Cup, per capirci l'equivalente dell'Europa League nel calcio. L'emozione gioca un brutto tiro all'inizio del match. I padroni di casa partono imballati e subiscono in avvio la meta degli avversari dopo 2 minuti per un 7-0 che fa preoccupare i tifosi. Arriva invece il cartellino giallo per Murray, giocatore del Connacht, e i leoni ne approfittano subito. Al sesto infatti c'è un drive e Lucchesi vola in meta. Il Benetton diventa incontenibile e va a segno altre 2 volte. Al 12° con Menoncello, il miglior giocatore del Sei Nazioni, che raccoglie dopo l'affondo di Ruzza, e al 19° con Smith, che inventa una giocata fantastica raccogliendo un pallone al volo e calciandolo per se stesso. Ma non è finita. La quarta meta del Benetton arriva con Albornoz al 27°, raccoglie una palla e si invola facendo tutto da solo. È 26-25 grazie anche ai calci precisi di Umaga, e per gli irlandesi è tutto in salita nonostante schierino 2 punti fermi della nazionale come Aki e Bilam. Prima dell'intervallo il Connacht accorcia con la meta di Boyle per il 26-14. Nella ripresa ai 2 calci di Umaga del 52° e 60° risponde proprio il fuoriclasse centro-irlandese Aki per il 32-19. Treviso non ci sta e gioca con grande lucidità. Albornoz al 65° inventa una meta facendo tutto da solo, spettacolo puro. Poi, nonostante la meta di Oliver, gestisce con lucidità gli ultimi 13 minuti e il 39-24 resta il risultato definitivo. E ora la semifinale, il primo fine settimana di maggio in trasferta contro gli inglesi del Gloucester. Un occhio anche a quello che è accaduto in montagna. Ci sono stati vandali in azione ad Auronzo, stavolta nel mirino. 2 roulotte della protezione civile adibite a sala operativa collegata con la sede centrale, l'ultima volta utilizzate, pensate, per la frana di Misurina, quando ieri pomeriggio il presidente Adriano Zanella si è recato allo Stadio del Ghiaccio, dove i 2 mezzi sono parcheggiati sotto una tettoia. Ha scoperto quello che era successo, ha trovato un disastro, non si salva nemmeno una maniglia, ha raccontato ancora scosso. I vandali, dopo aver rotto i vetri e le porte della roulotte, hanno devastato gli interni, lo vedete, distruggendo mobili, computer, radio. Di quanto accaduto sono stati naturalmente informati i carabinieri, oltre all'amministrazione comunale di Auronzo. Un piccolo gioiello invece si avvia verso un grande traguardo. A Feltre si attende per uno dei suoi simboli il riconoscimento di monumento nazionale. È un'onorificenza anche per il Teatro della Sena di Feltre. È stato un emendamento che a mia prima firma ha approvato in aula la Camera dei Deputati. Ora il provvedimento è al Senato. Auspico che l'iter si concluda il prima possibile, quindi che diventi quanto prima legge dello Stato, e quindi credo sia, siamo adesso nella piccola Fenice di Feltre e credo che sia un bel riconoscimento per tutta la provincia di Belluno e per il nostro Veneto.
Quello di cui parla la parlamentare di Montebelluna è il riconoscimento del Teatro della Sena quale monumento nazionale, possibilità che ovviamente inorgoglisce i feltrini e a nome loro chi li rappresenta, ma che al tempo stesso esprime le proprie preoccupazioni per un cantiere da never ending story. Il nostro teatro è ospitato in uno dei più importanti palazzi del Cinquecento italiano, opera di Jacopo Sansovino. Il teatro in se stesso è un gioiello degli inizi della prima metà dell'Ottocento, anche se il palazzo è sempre stato utilizzato fin dalla sua costruzione come teatro. Siamo arrivati a questo punto, bisogna fare lo sforzo finale per renderlo agibile, bisogna fare in fretta perché mano a mano che passa il tempo cambiano anche le normative e è una rincorsa da aggiornare in continuazione. Questo riconoscimento dell'emendamento che è stato approvato in Parlamento è una grande cosa, perché sono quei gradi in più che ti permettono su un bene, su un oggetto così importante come il teatro, la piccola Fenice di Feltre, di essere riconosciuto sia a livello nazionale nei bandi sia a livello internazionale. Manca 1,5 milioni di euro. Io ho detto all'avvocato onorevole Bisa di creare e gli ho proposto di creare una grande sinergia tra Parlamento, Ministero Beni Culturali e Fondo Comune di Confine per finire questa importante opera, ma soprattutto per dare al Veneto, alla provincia di Belluno e al Veneto una bomboniera, una chicca di cultura, di storia che è sicuramente da valorizzare ed è importante averla per tutti i cittadini che lo vogliono visitare e anche per tutti i cittadini che vogliono apprezzare le bellezze e le virtù del teatro. Ieri in tanti si sono recati nella Bergamasca per omaggiare Umberto Bossi a 40 anni dalla nascita della Lega Lombarda e questa sera, sempre in tema, torniamo a un servizio di Antenna 3 del 1992, quando a Roma arrivarono i primi leghisti veneti e tra questi un giovanissimo Fabio Padovan. Che la Lega di Bossi e Rocchetta abbia floreggiato nella Marca è ormai fuori di dubbio, ma analizzando nel particolare un altro dato balza ineludibile all'occhio. Il killeraggio dei partiti ad opera della Lega ha fatto sentire un peso davvero determinante nella sinistra Piave, che ha infatti prodotto diversi onorevoli pronti per Montecitorio, tutti nuovi. Tra gli altri Fabio Padovan, piccolo imprenditore coneglianese di 37 anni. Questa mattina lo abbiamo sentito. C'è l'insoddisfazione generale nei confronti di questo sistema. Questo è un errore che hanno fatto i partiti di regime a non aver capito questo in tempo, quindi hanno pagato per questo. E stanno facendo un altro errore, che è quello di sottovalutare il voto alla Lega, lo stanno condannando come voto di semplice protesta. Non è vero, stiano attenti perché c'è uno zoccolo duro ormai acquisito che crede nel federalismo e si batte per questo, quindi devono stare attenti a non fare anche il secondo errore perché sennò pagheranno ancora più duro alle prossime elezioni. Quindi secondo lei questo voto non è un voto di protesta ma è un voto di fiducia? C'è una componente sicuramente di protesta da parte della gente, ma credo che molti hanno capito le nostre proposte. È un voto di fiducia, come dice lei, che dobbiamo stare molto attenti a ripagare proprio con la fiducia che ci è stata data, quindi impegnandoci a servire i nostri elettori e non a sfruttare questa situazione. Dai neoeletti ai suoi elettori. Tra i comuni dove il partito di Bossi ha totalizzato quasi il 30% dei voti c'è Santa Lucia di Piave, che abbiamo scelto a mo' di campione per un breve viaggio tra la gente. Qui da ieri la Lega è il primo partito. Che spiegazione dà lei a questo fatto? La gente è stanca dei partiti tradizionali. Siamo qua alle porte del 93, col mercato libero, con tutto quello che ci va dietro, e vogliamo fare 3 repubbliche in Italia? È una roba che non so neanche come la facciano a pensare. Il fenomeno del leghismo è un fuoco di paglia o è destinato a durare? Riusciranno ad essere abbastanza furbi oppure alla fine si tornerà ai partiti tradizionali o a qualcosa di diverso ancora? Io credo che si ritornerà ai partiti tradizionali rinnovati e quindi servirà sicuramente a cambiare. E non credo che perderà tanto facilmente terreno subito, probabilmente verrà ridimensionato
una volta successiva se questo terremoto porterà a un peggioramento a livello nazionale. I giovani hanno votato Liga perché sono, diciamo, insoddisfatti dei partiti che ci governano adesso. Beh, se non altro io cambia un po'. Niente, partito che non mi piace. Grazie. Questo dunque il servizio, l'ultimo per questa sera, per questa nostra edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire, tempo in peggioramento, specialmente sui settori alpini. Vediamo il dettaglio di lunedì 15 aprile. Sul Veneto prevalenza di sole, come ci mostra la grafica, con cielo poco nuvoloso. Sulle zone montane schiarite si alterneranno a nubi irregolari e dal pomeriggio avremo degli episodi di instabilità con qualche temporale. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà decisamente asciutto e soleggiato, tuttavia in giornata sui rilievi avremo piogge sparse che con il passare delle ore potranno interessare anche qualche zona di pianura. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ma solo a tratti perché sarà in aumento l'instabilità. Temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 25-26 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.